Salutiamo il governatore del Veneto, Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Senta, cominciamo con una domanda che mi viene, fornita dagli ascoltatori. Ma è vero che è Luca Zaia che paga i danni degli eventuali ungulati contro le auto? Non è che li pago io, c'è la legge che prevede che ci siano i danni, che ci sia il riconoscimento per i danni da fauna selvatica, in quanto la fauna selvatica è considerata un patrimonio indisponibile dello Stato, cioè quindi è patrimonio pubblico. Ovvio che con questi tagli abbiamo anche il problema a pagare i danni da selvaggina. Oltre al tema, ma guardi, glielo dice peraltro una persona che da studente ha avuto una macchina distrutta dall'incontro con un cervo. Sì. Per cui so cosa sia e so anche quale sia la travessia. Ovviamente non ho preso un centesimo e ho buttato all'aria una macchina, però mi sono salvato la vita. Sì. E devo dire che i danni da selvaggina sono danni spesso ragguardevoli. Penso al tema degli agricoltori, ne abbiamo discusso spesso, il tema dei cervi in Cansiglio, piuttosto che del lupo in Lessinia e di tutte le mandrie delle vacche e anche dei cavalli e degli asini che vengono sbranati dai lupi. Perché qualcuno l'altro giorno scriveva: ma c'è una sentenza che farà giurisprudenza, insomma pagherà la regione e l'ANAS, come se fosse una cosa nuova. In realtà non lo è, allora. No, non lo è, nel senso che se un animale selvatico ti attraversa la strada e ha dei danni, ecco, mi ricordo vagamente, perché poi c'è un tema che ho affrontato più volte, però molto tempo fa. Tutto poi dipende dalla tabellazione, ci sono sentenze che dicono che la strada era tabellata, cioè quindi se c'è attraversamento animali selvatici, che quindi il classico cartello rettangolare, quindi il segno di pericolo, sì, e il segno del capriolo o del cerbiato, insomma, cioè sì. Adesso non so che animale sia utilizzato nel triangolo segno di pericolo, allora in quel caso tu devi fare attenzione, insomma. Sono tutte cose all'italiana, la verità è che i danni a fauna selvatica ci sono, sì, e oltre a quelli stradali, quelli molto rilevanti sono quelli proprio di danni ai nostri agricoltori e ai territori. Lei come Presidente ha firmato a Palazzo Chigi per il Veneto accordi di programma col governo per assegnare alle regioni e ai comuni ha firmato un accordo di programma di difesa idrogeologica. Cosa riguarda? Riguarda 3 opere che non c'entrano niente con la provincia di Belluno, tanto è vero che mi ricordo che quando venni a San Vito ci fu quel piccolo, non battibecco, cioè dissi ma come citate questi soldi, dice il ministro, ma non c'entrano niente con la montagna. Infatti non c'entrano niente con la montagna. Ecco. I famosi 104 milioni di euro che abbiamo portato a casa sono frutto di un lavoro, di un negoziato che è durato 5 anni. Tanto è vero che uno di questi 3 interventi, per dare una dimensione a chi ci sta ascoltando, interviene sulla messa in sicurezza di Mestre a seguito dell'alluvione, che penso che l'alluvione di Mestre, non vorrei dire una cretinata, dovrebbe essere un 2006-2007, quindi ormai di 12 anni, quanto sono? 8-9 anni fa. Sì. Presidente, parliamo del latte. Il calo del prezzo del prodotto sta mettendo in ginocchio i produttori provinciali, però il prezzo aumenta. 13 aziende agricole nel Bellunese a un passo dalla chiusura. Siamo in crisi? È un problema che si trascina. Del resto, a perdere tempo per 4 anni questo governo, questa maggioranza di governo governa l'Italia da novembre 2011, quindi sono esattamente 4 anni in questi giorni. 4 anni a passare a dire che Zaia non ha fatto niente per il latte, che il problema è il quote latte, e distrarsi e far politica sulle disgrazie degli agricoltori. Questi sono i risultati. Non è stata fatta nessuna pianificazione, non è stata fatta nessun provvedimento, non è stato fatto nessun accordo a livello europeo. Si sapeva che il regime del quote latte finiva il 1 aprile 2015, si sapeva che i nostri agricoltori hanno costi di fornitura almeno il 30% più alti dei partner europei, pensate sì, al gasolio, pensate alla fornitura di energia elettrica. Si sa che comunque i nostri allevamenti sono allevamenti senza terra, si sa che noi facciamo latte qualità e da altre parti non lo fanno, si sa che gli agricoltori italiani non possono confrontarsi, e veneti non possono confrontarsi con produzioni che vengono dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Romania o da altri paesi dove il latte spot arriva a costare anche 15 centesimi, cioè vuol dire
che un litro di latte può arrivare a costare anche 15 centesimi. Allora, altro tema, quello della sanità, non migliora niente, la situazione è davvero inquietante. Lei ha detto, io non mi diverto, abbiamo tagli insostenibili nel triennio 2016-2018, costi standard, è la fine, no? O è la fine? Ma i costi standard questo governo non li applica, non li ha mai applicati, da 4 anni che governano l'Italia non li hanno mai tirati fuori. Per chi ci sta ascoltando, lo diciamo, l'ossessione, il costo standard è obbligare tutti a vivere in maniera virtuosa. Se le regioni fossero una famiglia, vorrebbe dire che in quella famiglia ognuno ha la sua paghetta e con quella deve arrivare a fine mese. Invece in Italia non è vero che tutti hanno la propria paghetta, c'è chi ha la paghetta di base, tipo il Veneto, la Lombardia, cioè noi siamo quelli che riusciamo a vivere bene con la paghetta di base. E poi ci sono alcuni componenti della famiglia, altre regioni, che a fine mese arrivano a piedi lista, cioè in base a quello che spendono gli diamo i soldi. Quindi con la mia paghetta, con 1.000 euro vivo, butto lì una cifra a caso, cioè 1.000 euro vivo, qualche altro componente della famiglia gli saranno un mese 10.000, un mese 100.000, un altro mese 90.000. E allora noi diciamo costi standard, tutti 1.000 euro, e non vogliono applicarlo questo, ma se le applicassero avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro. Il che potrebbe dire che non togliamo servizi ai cittadini, ma togliamo sprechi alle amministrazioni. Allora, insomma, oggi arriva Roda e quindi insomma si ricomincia a parlare di mondiale di sci a Cortina, c'è l'incontro col sindaco e tutto ciò che conseguirà. I mondiali di sci sono una grande opportunità, penso che come almeno li vedo io, li interpreto io, non sono solo Cortina i mondiali, ma sono le nostre Dolomiti, sono il comprensorio sciistico. Noi nel 2021 dobbiamo aver trasformato radicalmente le nostre Dolomiti come servizi e accessibilità a qualche. Per cui io direi che è fondamentale credere nei mondiali, che diventi un evento che coinvolge tutti i cittadini delle Dolomiti, tutti i veneti, e che ci permetta di fare quel salto di qualità al quale guardiamo da anni ma che ancora non siamo riusciti a fare, fermo restando che noi abbiamo la perla dolomitica a Cortina, fermo restando che abbiamo un sacco di belle località sciistiche in Veneto, fermo restando che siamo i numeri uno. Ovvio che se il confronto avviene con una regione a statuto speciale, con una provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvio che abbiamo qualche marcia in meno nell'auto, però è altrettanto vero che oggi noi dobbiamo recuperare tutto questo gap negativo, no? Certo. Noi non siamo contro l'autonomia degli altri, siamo perché tutti abbiano la loro dose, giusta dose di autonomia. Dunque lei oggi ha un importante incontro, no? Con i sindaci a Gordini a San Vendemiano. Di cosa parlate? Mi diranno loro di cosa vogliono parlare, mi hanno chiesto l'appuntamento, parleranno immagino delle loro preoccupazioni, della sanità, dei loro problemi. Li sentiremo e capiremo quali sono le loro preoccupazioni. Immagino che se vengono a ipotizzare che si chiude l'ospedale, io dico subito non ho più tempo da perdere a star qui a spiegare alla gente che non si chiude l'ospedale, perché la vera partita è che parliamo di robe concrete, parliamo di investimenti, ma c'è che non stiamo ogni volta a tirare fuori che si chiude Agordo, che si chiude Pieve, che si chiude Lamon, che si chiude Belluno, che si chiude Feltre, perché ormai guardate, ieri ho inaugurato un pronto soccorso di primo livello con rianimazione, camere calde, piastra chirurgica a Chioggia. Chioggia 5 anni fa sosteneva che avrei chiuso l'ospedale. Bene, ieri ho inaugurato una roba che non c'è in tutti gli ospedali del Veneto, tanto per dare una dimensione di come lavoriamo noi, però non abbiamo più tempo da perdere con chi ci fa perdere tempo. Sì, insomma, diciamo che allora si apre e non si chiude, va bene? Ecco. Direi che è praticamente inutile dirlo, perché è confermato questo, ma se me lo chiedete ancora ho l'impressione che siate anche sordi. Ho capito io. Senta, secondo lei c'è la ripresa? Ma guardi che la montagna non cresce piangendosi addosso, la montagna cresce facendo squadra. È vero. Non può neanche essere che ogni volta si parta dal presupposto che Belluno è maltrattata, perché Belluno non è maltrattata. Belluno oggi ha un assessore che Bottacino è una persona in gamba, a Bottacino ha dato deleghe che per Belluno sono fondamentali, dissesto idrogeologico, tutto l'ambiente, la protezione civile, abbiamo un presidio sul territorio, quando possiamo fare investimenti li facciamo,
E andate a vedere gli ospedali e la sanità, in 5 anni non mi sembra di aver chiuso nulla. Se qualcuno mi viene a dire che ho chiuso qualcosa, mi chiami, me lo dice. Cosa ne pensa, Presidente, della fusione dei comuni? Che è un fatto di autonomia e di libertà, credo che sia fondamentale, credo che la messa in condivisione dei servizi dei comuni ci permetta di essere più competitivi, sì. Però noi ne abbiamo oggi 579, la palla passa ai cittadini, perché non puoi lamentarti e poi sempre dar colpa agli altri. C'è il referendum, a Castellavato, Longarone lo hanno fatto, sì. Se ci sono altre aggregazioni in giro per il Bellunese piuttosto che in altri territori, i cittadini saranno chiamati a fare un referendum, voteranno sì, faranno la fusione, voteranno no, hanno scelto di no, ma i problemi, se ci sono o non ci sono, saranno ovviamente in capo ai cittadini che scelgono per il no. Certo, insomma, è molto democratico, anzi sicuramente è lo strumento democratico. Più che democratico, che è scontato, anche responsabilizzante, perché non possiamo passare la giornata a lamentarci e poi quando dobbiamo decidere girarci dall'altra parte. Beh, ce ne sono tanti che fanno così però, dopo essersi anche lamentati magari. Siamo in Italia, penso che è diventato uno sport nazionale. No? Appunto. Allora, senta, c'è la ripresa, oggi i giornali intitolavano, insomma, c'è la ripresa, secondo lei? Secondo me i veneti hanno piantato le unghie in questi 7 anni di crisi, è iniziata nel 2008 e lo hanno dimostrato fino in fondo. E abbiamo molte aziende che hanno internazionalizzato, che hanno mercati stranieri, che si sono salvate, mantengono l'occupazione. Sicuramente il Veneto ha i migliori indicatori nazionali rispetto alla disoccupazione, però io anche rispetto delle 170.000 persone che sono senza lavoro, per cui parlo con molto rispetto dicendo che abbiamo ancora anche il loro problema. Poi ovvio che una luce in fondo al tunnel la si vede, speriamo che si diventi più forte e ci illumini tutta la via, e soprattutto che queste 170.000 persone, dei quali molti giovani, ma anche e soprattutto molti over 45 e over 50, possano ritrovare un'occupazione. L'ultima cosa, vorrei che ci ricordasse Hermes, no? Ormai è diventato quasi un amico, l'addio con rabbia, no? A Hermes. Veramente una situazione assurda, con questi rom, questi delinquenti, tra l'altro, che dovrà risarcire la famiglia, no? Una cosa incredibile, i ladri che ti entrano in casa e poi l'infarto, la condanna all'infarto, insomma, veramente un riferimento, no? Per arrabbiarci ancora di più. Penso che la sua storia sia la sintesi di un paese malato, di un paese che non funziona. Sì. Qualcuno dice che noi siamo degli estremisti andando in piazza a Bologna. Penso che molti cittadini veneti la pensino come noi, cioè andare a porre la questione della sicurezza dei cittadini, di dire che in casa non ti deve entrare nessuno, di chiedere l'inasprimento delle pene, di dire di dare ai poliziotti più carta bianca nell'operare. Abbiamo visto tutte le immagini dell'arresto di quei ragazzi di Bologna e vedere i poliziotti che hanno problemi a mezzo alle manette perché c'è chi filma, chi denuncia, c'è una roba allucinante. Allora io dico, questo è un paese malato, soprattutto se poi vedi che, come nel caso di Mattielli, capita che ti entrano degli ladri in casa, sesto furto, ovviamente io non so se da parte di chi gli altri 5 furti, però dico, Mattielli era il sesto furto, penso che l'esasperazione, penso anche la paura. Ricordiamoci che Mattielli era una persona disabile senza una gamba. Appunto. Ha sparato, ha ferito, ho letto da qualche parte, ha caricato 13 colpi di pistola, e ha sparato, ha ferito entrambi, se non ho capito male. Sì. Alla fine, per farla morale, cioè alla fine del discorso, più di 4 anni di condanna e 124.000 euro di multa. Adesso con la sua morte, sì, ovviamente i Rom possono chiedere, se non trovano liquidità nella sua eredità, lo troveranno nei beni che lui ha, nella casa o quant'altro. E questo penso che sia il simbolo di come stiamo vivendo in questo paese. Il povero rigattiere, pensi che ieri c'era tantissima gente ai suoi funerali e c'era questo manifesto: ciao Hermes, vittima di uno Stato amico dei delinquenti. Sì. Ma
è una triste, cruda, drammatica verità. Oggi noi sappiamo che il delinquente è più tutelato, lo è per tutta una serie di dinamiche che abbiamo in questo paese. Mettetevi solo nei panni delle forze di polizia e guardate le forze in che condizioni di umiliazione, di aggressione vivono senza poter agire. E quindi quando vediamo sfilare le forze di polizia a Bologna alla fine della manifestazione, che sono inondate da applausi da parte dei cittadini, da una dimensione che ormai lo Stato va da una parte e il popolo va dall'altra. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie molte.